Ci siamo spostati adesso nella zona del sommet de l'élevage in cui la regina è la vacca da latte. Alle mie spalle sta sfilando nel ring la frisona, l'Holstein, un animale selezionato per produrre tantissimo latte di ottima qualità. Considerate che molti animali di questa razza possono superare tranquillamente i 140 quintali e in alcuni casi arrivano a produrre 200 quintali di latte all'anno, un'enormità. Bene, in questo caso il giudice sta valutando morfologicamente gli animali. È un po' come una gara di bellezza per cani e gatti. Cosa valuta il giudice? Il giudice guarda l'armoniosità dell'animale e si rapporta sempre con lo standard di razza. In questo caso l'aspetto fondamentale è anche la mammella dell'animale, che vedete è bella globosa, ha queste vene turgide in superficie. Vuol dire che è una mammella ben conformata, che deve essere alta. Deve avere quindi dei legamenti che la tengono sospesa ben in alto. Il giudice valuta tutti questi aspetti, valuta il portamento dell'animale, valuta gli appiombi, cioè come sono verticali le gambe, e dà un giudizio complessivo. Ovviamente lo fa motivandolo al pubblico e dicendo perché l'animale che ha vinto è arrivato primo rispetto alla sua riserva, motivando le sue valutazioni. Siamo sempre nella sezione dedicata alle vacche da latte, in questo caso abbiamo con noi degli esemplari bellissimi di razza Montbéliarde e come in tutti i concorsi di bellezza bisogna che siano splendide quando entrano nel ring davanti al giudice. E in questo caso il lavoro è quello dei toilettatori, dei preparatori, che muniti di rasoio elettrico tagliano i peli di troppo in modo che l'animale abbia un aspetto esternamente perfetto. Gli animali prima sono stati lavati, sono stati asciugati, durante l'anno l'allevatore li ha fatti camminare perché si abituino a entrare nel ring con disinvoltura e con un bel portamento. Adesso è proprio il parrucchiere che dà gli ultimi tocchi alla propria grande attrice prima che entri sul set. La Francia, oltre ad avere una grandissima tradizione di bovini da carne e da latte, ha anche una grande tradizione di pecore e capre. Un settore che tiene botta nonostante gli alti e bassi del mercato, ma che trova nel consumatore francese un grandissimo sostenitore. Ci sono agnelli allevati all'erba, quindi solamente al pascolo, ci sono agnelli Label Rouge che hanno quindi un capitolato di produzione particolare. Insomma, un mondo variegato e un consumatore che apprezza la carne dell'agnellone, carne che invece in Italia non va moltissimo purtroppo. Ci sono i concorsi di bellezza anche per le pecore. Abbiamo visto prima il concorso per la razza Charolais. Ovviamente lo standard è sempre lo stesso, si guarda quanto bello e quanto funzionale è il soggetto che abbiamo davanti, ma a differenza delle vacche che si portano a spasso con maggiore facilità, nei concorsi per ovini generalmente la valutazione viene fatta con l'animale fermo o al massimo gli si fa muovere qualche passo con il suo conduttore. Comunque un settore emozionante. Ricordiamo che grandi formaggi come i Roquefort sono fatti al 100% con latte di pecora e quindi un settore che ha un suo indotto veramente importante in un paese come la Francia. Bene, in questa mattina un po' bagnata ci troviamo a Drôme, è un paese di poco più di 200 anime, siamo nel dipartimento dell'Aisne, diciamo non lontani da Bourg-en-Bresse, non lontanissimi da Lione. Francia comunque è il paese in cui andremo a trovare il nostro amico Aurélien, mastro casaro, per conoscere come si fa il comté. È una loro perla, è una appellation d'origine protégée, una delle nostre DOP per intenderci, un formaggio con una tradizione che risale al 1200, molto amato dal consumatore e che spunta prezzi davvero interessanti. Andiamo a conoscerlo. 2h30 o 4h suivant. Si comincia alle 2:30 o alle 4, a seconda di chi è qui. Si comincia con la raccolta del latte in un raggio di circa 20 km, ci sono 6 fattorie, e di cui 4 sono nel villaggio di Drôme e una nel villaggio qui vicino. Quindi più o meno richiede un'ora, un'ora e un quarto, e raccogliamo circa 6.000-6.500 litri di latte ogni anno. Fate una raccolta o 2 al giorno? Facciamo la raccolta una volta al giorno, quello che è stato munto alla mattina e alla sera lo raccogliamo la notte, insomma il giorno seguente. Il latte deve essere lavorato entro 12 ore dalla raccolta.
E poi venite qui in caseificio. Finito il giro, arriviamo alla cooperativa, la Fruitière du Village, e il latte raccolto viene versato nelle caldaie. Una piccola parte, dal 2 al 5%, può essere scremato. Dopodiché inizia il processo di lavorazione. Scaldiamo il latte fino a circa 30 gradi, aggiungiamo batteri lattici e dopo un'ora caglia. Aggiungiamo caglio di origine animale per coagulare il latte. Dopo 30 o 35 minuti il latte è coagulato e dopo ancora 3 o 4 minuti sarà abbastanza duro e cominciamo a rompere la cagliata, fino ad ottenere dei coaguli grandi come un chicco di grano, che saranno così della dimensione uniforme e abbastanza lisci per la nostra produzione. Quando abbiamo finito lasciamo decantare, riposare, poi portiamo la cagliata da 32 a 56 gradi. Una volta arrivati a 56 gradi mescoliamo per altri 15 minuti per ottenere il nostro formaggio. A che ora finite di lavorare? Quando abbiamo finito. L'intera lavorazione richiede circa 4 ore a Drom. Dobbiamo fare 2 cisterne ogni giorno. Durante i periodi di picco del latte in aprile-maggio dura 6 ore, perché dobbiamo fare 2 giri di produzione, e ogni giornata sono dalle 8 ore e mezza alle 10 ore e mezza, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica. Poi c'è la stagionatura, la rimozione del formaggio dagli stampi, la pulizia delle attrezzature, del pavimento, tutto quello che deve essere fatto. Sono giornate molto piene. E qui siamo in stagionatura. Sì, prima il formaggio viene tolto dagli stampi in caseificio, viene salato, strofinato con la salamoia una volta, poi messo nella cantina di preaffinamento. Dopo qualche ora li giriamo, vengono di nuovo salati, strofinati con la salamoia e rimessi sugli scaffali, su tavole di abete del Giura. Vengono girati ogni 2 o 3 giorni, salati con sale grosso e strofinati man mano che passano i giorni. Sono girati a mano, strofinati a mano finché non vanno all'affinamento dopo 10-15 giorni. Su ogni formaggio mettiamo un numero e una placca di caseina. Il numero riporta il giorno di produzione, il numero della caldaia, 1, 2, e poi mettiamo una placca verde data dal CGC, l'istituto incaricato della protezione del formaggio Comté, che distribuisce le placche per la certificazione DOP. Su ogni placca si può vedere il nome della nazione, il nome del formaggio, il mese di produzione, il numero del dipartimento, Aisne, Doubs, Jura. Qui siamo in Aisne, una piccola regione, un piccolo dipartimento per la produzione del Comté, e anche il numero del caseificio e l'anno di produzione. Tutto è fatto per permettere la tracciabilità e per la certificazione della DOP. Dopo 15 giorni i formaggi vengono venduti a un affinatore, il cui ruolo è quello di stagionarli. Loro continuano il processo di preaffinamento e li mettono in una cantina calda con una temperatura più alta per sviluppare l'aroma e migliorare un po' la pasta del formaggio, fino ai 101 giorni minimi per poter ottenere la DOP Comté. Dopodiché il formaggio è messo in una cantina fredda dove resterà finché non verrà venduto, dopo 6, 10, 15, 18 mesi o più. Qual è il Comté che preferisci? Nella cooperativa di Drom vendiamo molto formaggio tra i 10 e i 12 mesi. Produciamo formaggio per andare incontro ai gusti dei nostri clienti, e dato che loro preferiscono i formaggi più dolci, vendiamo più dei formaggi giovani. I nostri formaggi potrebbero invecchiare anche per più tempo, ma vendiamo in base alle richieste dei clienti. Quando si dice che una filiera è a chilometro zero, siamo in un pascolo a poche centinaia di metri dal caseificio di Aurélien. Siamo nella stalla en plein air a cielo aperto di uno dei 6 allevatori che conferiscono il proprio latte al caseificio di Drom. Come vedete, queste bellissime Montbéliarde stanno pascolando felicemente,
restano fuori quasi tutto l'anno. Nel capitolato di produzione del formaggio Comté non è previsto l'utilizzo di OGM, non è previsto l'utilizzo di insilati, ma solamente di fieno. E loro direi che siano la prova vivente che di pascolo si può campare serenamente, qui dove il pascolo è disponibile. Situazione completamente diversa in Italia. Gli animali producono circa 70-72 quintali di latte, quindi già un buon livello produttivo. E la cosa interessante è che i 6 soci del caseificio di Drom prendono circa 60-62 centesimi per litro, un prezzo che è più che doppio rispetto a quello che prendono gli allevatori della filiera del latte alimentare francese. Prezzi diversi rispetto a quelli del Parmigiano Reggiano in Italia, ma prezzi già molto alti per quello che riguarda la situazione del mercato francese. In collaborazione con